Capitale dello sport grazie alle Olimpiadi 2020. Cosa è successo? Cosa non è andato? Ma bisognerà indagare ovviamente per capire cosa è successo. Certo è che probabilmente non abbiamo tessuto le alleanze giuste. Come dicevo, e purtroppo devo citarmi qualche mese fa in occasione di un incontro, dobbiamo evitare di renderci antipatici, come è successo in questi anni agli occhi del resto d'Italia. E dall'altra parte avremmo dovuto anche coltivare delle alleanze. Qualche settimana fa ho avuto occasione di essere a Barcellona, ospite del mio amico Pasquale Maragall, grande sindaco che ha fatto le Olimpiadi in quella città e le ha fatte nonostante Madrid non fosse d'accordo. Come ha trovato l'accordo me l'ha spiegato, consentendo a Felipe González di fare un'opera che altrimenti non sarebbe riuscito a realizzare, ovvero sia l'alta velocità Madrid-Siviglia, che interessava in questo caso a Felipe, che era cittadino di Siviglia. E questo ha consentito a Barcellona di fare le Olimpiadi. Forse anche noi avremmo dovuto, avere un rapporto meno spocchioso nei confronti degli altri. Certo è che è una grande occasione persa, perché questo era un territorio che aveva tutte le qualità, tutte le caratteristiche per poter ospitare un'Olimpiadi. Sarebbe stata anche una grande vetrina internazionale, un richiamo straordinario per il nostro paese, senza dover insistere sempre su Roma, dove avvengono già tutti gli appuntamenti internazionali. Non ultimo quello del nuoto di qualche mese fa, devo dire che non ha dato grandissimo esempio, non tanto sul piano sportivo, dove la Pellegrini si è contraddistinta in modo mirabile, ma soprattutto dal punto di vista di quello che è accaduto dietro le quinte, che ha arricchito non soltanto la cronaca giudiziaria ma anche le tasche di qualcuno.